La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. Anche in questa bella atmosfera di Natale, Penalty puntuale arriva per raccontare il calcio dilettantistico anche in questo giorno di vigilia. Oggi parleremo soprattutto di Serie D, ma parleremo anche di eccellenza. Parleremo soprattutto delle partite che si sono svolte domenica 21. Pertanto diamo inizio alla nostra trasmissione prettamente natalizia e partiamo con la Serie D. Guardiamo subito i risultati delle partite che si sono svolte domenica. Alla luce dei risultati delle partite che si sono disputate domenica, guardiamo la classifica, parliamo chiaramente di questa ultima giornata del campionato di Serie D. La Nuoveggio Virtus manca l'occasione di chiudere il 2025 da capolista solitaria. Dal Contres Barone finisce 1-1 contro una Vigor Lamezia Maidoma capace di strappare un punto prezioso. Ligea parte forte e dopo pochi minuti trova subito il gol con Maddaloni, bravo a colpire di testa, ma l'arbitro annulla per un presunto fallo dello stesso difensore giallorosso. La Vigor risponde immediatamente con un gran destro di Del Pin sul quale De Falco si fa trovare attento. Gli ospiti crescono e reclamano anche un possibile rigore per un sospetto tocco di mano di Maddaloni, ma il direttore di gara lascia correre. Il match si sblocca allo scadere del primo tempo quando Samaché aggancia in aria il cross di Mirashi e con un sinistro potente batte il portiere facendo esplodere il Dal Contres Barone. Per l'attaccante bomber giallorosso e la nona rete in maglia Virtus. Nella ripresa i padroni di casa provano a chiudere i conti. Calafiore sfiora il raddoppio con un destro che esce di pochissimo, poi Maddaloni, servito dalla sponda di Maltese, manda al lato di testa. La Vigor però resta in partita e si rende pericolosa con Spanò ancora fermato da De Falco. Al 67esimo arriva il pareggio. De Falco respinge una conclusione dal limite, ma sulla ribattuta Pussetto è il più rapido di tutti e con il destro firma l'1-1, regalando ai tifosi biancoverdi una gioia incontenibile. Gli ospiti credono anche nel colpaccio all'81esimo Catalano, ex città di Sant'Agata, alla palla del sorpasso, ma il suo sinistro termina alto. Nel finale Ligea si riversa in avanti, ci provano Longo e Vanca, ma senza fortuna. Finisce 1-1, un punto che porta la Nuoveggio Virtus a quota 31, nuovamente in vetta alla classifica insieme al Savoia e con un 2025 chiuso col botto. La Vigor Lamezia sale invece a 18 punti, allontanandosi dalla zona play-out. Sicuramente ripartiamo da una prestazione che non è stata una prestazione classica di quelle nostre, soprattutto per frenesia e un po' anche per atteggiamento. Sotto il punto di vista della ferocia, dell'atteggiamento, della lotta sulle seconde palle, abbiamo fatto un passo indietro rispetto a quella che era la partita di domenica, che si era messa male,
con un gol di svantaggio, però poi abbiamo reagito, siamo stati bravi, lucidi a ricercare sempre quelli che sono i nostri concetti e l'abbiamo rimessa a posto. Oggi è una partita che poteva girare in qualsiasi modo. Se magari sull'episodio su Fiasco l'arbitro dal rigore va di 2-1 e il calcio non si fa con i secoli, ma magari staremmo parlando di altro. Però di sicuro non siamo stati la solita squadra cattiva, la solita squadra intelligente. Ieri il mister proprio parlava di aree di miglioramento, se non vado errato. La nostra area di miglioramento più importante in questo momento è sicuramente la gestione di questo tipo di momenti, di questo tipo di partite, in particolare in trasferta. Noi lo sapevamo quando siamo partiti, perché adesso è importante analizzare, non essere disfattisti. Analizzare quelle che sono le potenzialità e quelle che sono, diciamo, le lacune dove noi possiamo essere bravi a intervenire, dove noi dobbiamo andare a lavorare ancora con più rigore, perché questa squadra, come dicevamo dal primo giorno, ha un potenziale importante, ma è composta da calciatori la quasi totalità non si sono mai giocati un campionato a vincere, ed è un processo di maturazione, un percorso che stanno portando insieme avanti, step by step. Queste giornate come quelle di oggi fanno parte di questo processo. Diciamo che oggi i ragazzi sono stati sontuosi, hanno raccolto forse quello che dico sempre, il lavoro in cui credi. Quando credi in quello che stai facendo, batti, stai sul pezzo, non molli niente, questi sono i risultati, insomma. E quindi bravi ragazzi e bisogna, questo qua ne facciamo tesoro e lo usiamo per tenerci l'entusiasmo, ma però che non ci montiamo la testa. Ma io ho detto, abbiamo preso elementi con caratteristiche che a me piacciono, no? Quello che dicevamo prima. Pensate che questa squadra sono 15 giorni che ci stiamo lavorando insieme, perché è stata elaborata, è stata rimescolata, e quindi tanti giocatori forse è la seconda volta che giocano anche insieme. Però, come ho detto, cerco di toccare le corde giuste, dove i ragazzi si ritrovano in quello che andiamo a fare durante la settimana, e quindi lo riportiamo poi la domenica. E questi sono i risultati, ti ho detto, però è frutto loro, perché ci mettono quell'attenzione, quella voglia, quella determinazione, e poi le qualità che non devono mancare mai. Il gruppo. Se dobbiamo aspettare l'individualità siamo fuori di testa, nel senso che non possiamo stare dietro al singolo, noi dobbiamo lavorare di squadra. E poi dopodiché di squadra, quando si lavora di squadra, riesce anche a passare quei momenti magari che può mancare, tipo oggi o tipo la scorsa settimana, perché ti ho detto, siamo un continuo minestrone, perché insomma, quindi non possiamo stare là a vedere chi c'è e chi non c'è. Io dico, quando c'è la mentalità giusta, quando ti ho detto si segue una strada, quando c'è un intento, un'identità ben precisa, lo spartito quello è. Quindi poi dopodiché ci stanno le qualità, ci sta la personalità, perché è fondamentale poi la personalità. Quindi io ho detto tante volte, la personalità si vede anche quando spazi la palla, perché magari dici no, non la spazi perché è brutto da vedersi, no, e tu dici cavolo, mamma mia, ha spazzato al momento giusto, perché chi ti viene contro capisce che quella è una palla brutta, e quindi i ragazzi stanno interpretando bene le situazioni di gara. Non abbiamo perso la testa nel momento che abbiamo preso gol, siamo stati là in gara anche soffrendo, perché abbiamo sofferto, però dopodiché i ragazzi hanno saputo approfittare della loro voglia di vincere. Merry Christmas! Sì, diciamo una vittoria difficile contro una buona squadra, al quale faccio i complimenti al Sembiase per l'intensità che ha messo nella gara, per la voglia di crederci fino alla fine, in un campo difficile sicuramente, dove la Regina sapeva l'importanza della posta in palio di questa partita e sapeva quanto era importante chiudere con una vittoria esterna, a prescindere dai risultati degli altri campi.
e quindi siamo abbastanza soddisfatti, soprattutto per il continuo sapersi adattare della squadra ai vari momenti della gara. Mi sento di conoscere abbastanza bene questo girone, vedevo la media punti, che non era una media punti da squadra da prima in classifica, perché le ultime medie punti, escluso quella mia col Trapani che non fa testo, ma neanche quella del Catania e delle altre l'anno prima della Gelbi, sono prima ancora del Messina, erano medie punti da 1,87, 1,88, quali sono adesso, e quindi ero più che certo che qualche punto qualcuno poteva perderlo. Naturalmente consapevoli che noi dovevamo fare qualcosa per cui siamo stati chiamati, diciamo, non qualcosa che poteva essere normalità, quello che dovrebbe fare sempre la regina. Io credo nel lavoro, quando ho un gruppo che mi segue, un gruppo che si impegna H24 per cercare di risollevarsi, come ha fatto nel periodo dove magari poteva essere il periodo più buio, è normale che i risultati prima o poi devono arrivare. Quindi speravo di arrivare al massimo, ho detto almeno 6, e l'ho detto in un momento dove magari qualcuno mi ha preso in un momento che forse pensavo che avessi poco lucidità. Io ci ho sempre creduto, consapevoli che comunque non abbiamo fatto ancora nulla, perché se guardiamo la classifica non siamo neanche nei playoff, quindi dobbiamo essere abbastanza consapevoli che abbiamo fatto un altro passettino in avanti. Oggi possiamo dire che in quel giorno di ritorno che tanto decantavamo possiamo mettere la casella presente, perché la regina ci sarà, ma questo poi bisogna saperlo dimostrare anche nel corso del giorno di ritorno. Intanto però ci godiamo questo momento, che è un momento che ci porta alla pausa natalizia, e penso che ci stiamo arrivando con i migliori auspici. No, diciamo che non abbiamo sbagliato neanche un minuto oggi, perché la squadra non ha avuto pause mentali e questo ci ha portato a stare sul pezzo fino al 97esimo e portare il risultato a casa. La mia espulsione è causata da delle proteste che stavamo facendo un po' tutti, però io magari ho perso un po' il controllo in quel momento, dove mi continuavo a lamentare per un rigore dato in una maniera troppo generosa, perché secondo me se si danno questi calci di rigore non ci possono essere più contatti in aria, perché è una cosa che è inaccettabile, e quindi il guardialine pensava a dirmi dell'area tecnica. In quel momento io dicevo, ho pensato a dare questi rigori, diciamo che magari forse in un momento troppo di euforia ho perso un po', tra virgolette, di lucidità, e quindi magari va bene così, nella vita bisogna sbagliare, ci si sbaglia e si accettano gli errori, potevo gestire il momento diversamente. Stiamo correndo abbastanza bene in avanti, verso l'alto, perché ricordiamoci che al mio arrivo la regina era la prima squadra di play-out, lo è stato anche con me dopo le sconfitte con l'Athletic Palermo, quindi diciamo che la classifica ci impone questo. Il discorso di rompere equilibri no, non reclamo niente, noi abbiamo una direzione sportiva, una proprietà dove ci confrontiamo giornalmente, col patron una volta a settimana facciamo sempre dei briefing dove ci aggiorniamo sul da farsi, su quelle che sono le situazioni accadute. Questa è una squadra che ha bisogno d'attaccante, noi lo sappiamo, ci stiamo lavorando, è una richiesta mia della direzione sportiva che la consente, perché a livello numerico non possiamo stare con 2 attaccanti. Abbiamo giocato tante partite con Edera prima punta, io quando sono arrivato dove ne via Montalto, ancora Ferraro era fuori. Pellicanò è un giocatore di grandissima qualità, ma è un giocatore che viene da un anno di inattività e ancora col ginocchio non sta benissimo, e quindi non ci possiamo permettere il lusso nel clou del campionato di farci trovare impreparati. Quindi non penso che queste cose sono delle scelte che possono rompere gli equilibri, perché gli equilibri si rompono qualora uno staff tecnico, un allenatore non facesse delle scelte su quello che è la settimana, su quello che vede, sulla meritocrazia. Io, siccome lavoro solo su questo, penso che l'ho dimostrato anche schierando tanti under, non guardo la carta d'identità, non guardo i trascorsi, io guardo la settimana. Mungo mi diceva a fine partita, e qui anzi, diceva non si aspettava mai di giocare titolare, perché in settimana è stato uno di quelli che non cerchiamo di stare quanto più possibile abbottonati per tenere al massimo la concentrazione dei ragazzi alta. Difficilmente possono capire, escluso 4-5 forse la formazione, lui non si sentiva minimamente tra i papabili, e oggi ha fatto una delle migliori partite dove sono arrivato, e lo ringrazio, gli faccio i complimenti a lui e a tutta la squadra. Quindi quando con me c'è questo tipo di atteggiamento, cioè meritocrazia, chi si impegna di più, chi dà più, e soprattutto chi
contestualizzato alla gara può avere qualche qualità in più, lo metto in campo a prescindere dal nome e dal cognome, quindi quello che avevamo di bisogno l'abbiamo fatto, dal terzino al difensore centrale con Verducci, adesso manca l'attaccante, ci stiamo lavorando, siamo sul pezzo, speriamo che a breve possiamo ufficializzare quello che noi è il nostro pensiero, quello che sono stati i nostri obiettivi. Quindici anni dopo l'ultima sfida, datata 10 marzo 2010, Milazzo e Messina tornano ad affrontarsi in terra Mamertina e ancora in Serie D. Il Milazzo, neopromosso, sorprende tutti, quarto posto e 27 punti in piena zona playoff. Il Messina invece è retrocesso, penultimo a quota 13, frenato da una pesante penalizzazione di 14 punti, senza la quale sarebbe appaiato proprio ai rossoblù. L'attesa dura poco e dopo appena 2 minuti la partita entra subito nel vivo. Il Milazzo si rende pericoloso con una punizione di giunta che costringe Sorrentino a un intervento decisivo. Sul corner successivo Franchina prova la deviazione col destro, la palla leggermente toccata termina ancora in calcio d'angolo. All'11° ci prova Dall'Oglio con una punizione dal limite deviata dalla barriera e finita sull'esterno della rete. 4 minuti più tardi il Milazzo reclama un calcio di rigore per una trattenuta su Dall'Oglio, ma l'arbitro Buzzone lascia proseguire tra le proteste dei rossoblù. Il Messina prova a rispondere, lo fa al 21° con Bosia di testa, ma Mileto è attento e respinge. Nel finale di tempo cresce l'intensità, al 44° Moschella calcia dal limite, il tiro deviato sfiora il palo. Sul corner seguente Curiale chiede un penalty, ma anche in questo caso l'arbitro lascia correre. Nella seconda frazione il Milazzo rientra in campo con grande determinazione, al 50° la consueta punizione di giunta chiama Sorrentino all'ennesimo intervento decisivo. I rossoblù insistono sugli sviluppi del corner e ancora l'estremo difensore giallorossi a salvare i suoi, ripetendosi poco dopo sulla spettacolare conclusione in acrobazia di Moschella. I mamertini continuano a spingere, al 53° Pipitone tenta la soluzione dalla distanza, ma la palla termina di poco a lato. Stessa sorte per il tiro di Bosetti 2 minuti più tardi, che sfiora il palo, mentre il colpo di testa di Moschella si spegne sul fondo. Il vantaggio sembra cosa fatta al 68°, ma la zuccata di Moschella sul cross di Marco Giunta si stampa sul palo a portiere battuto e sul proseguo dell'azione Curiale in acrobazia manda sull'esterno della rete. I legni diventano protagonisti anche al 77° quando il calcio piazzato di Dall'Oglio viene ancora respinto dal montante. Nel finale il Milazzo sfiora clamorosamente il gol vittoria all'81°, Greco da pochi passi non riesce a deviare in rete il cross di giunta, sprecando l'ultima grande occasione della gara. Finisce così 0-0, un pareggio che permette al Milazzo di salire a quota 28 punti e confermarsi in zona playoff, mentre il Messina raggiunge i 14 rimanendo in penultima posizione. Entrambi chiudono il 2025 con un punto al termine di un match combattuto e ricco di occasioni. Diciamo pure che abbiamo incontrato una buona squadra, a parte il campo, a parte le difficoltà ambientali, nel senso positivo, nel senso che avevamo la gente attaccata al rettangolo di gioco, perciò la spinta anche dalla parte degli avversari è stata anche notevole. Abbiamo incontrato una buona squadra, lo avevo detto che era una partita difficilissima e noi abbiamo fatto come sempre quella partita di compattezza, di abnegazione, di spirito, di corsa. Avevamo sicuramente qualche problema ancora davanti perché Tedesco ancora non è nella condizione buona, ottimale. Abbiamo giocato con Rosetti che era con una caviglia in disordine, per cui abbiamo avuto delle difficoltà che poi alla fine abbiamo dovuto mettere davanti un terzino e un centrocampista per cercare di finire la gara. Però i ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare contro una buona squadra e contro questo campo che sicuramente ci ha penalizzato e loro magari forse tra virgolette un po' abituati a questo tipo di campo, giocando le domeniche qua in casa, probabilmente hanno avuto qualche piccolo vantaggio, però devo dire che il Milazzo anche oggi è stato sfortunato, questo lo dobbiamo dire a onor di cronaca, dobbiamo essere anche contenti per come è andata
e contenti per il punto che abbiamo preso, che ci avvicina sicuramente a una situazione di classifica buona per cercare di uscire dalla zona play-out. Merry Christmas! Ancora una sconfitta per il Paterno Calcio che nell'ultimo impegno dell'anno colleziona il 7° KO in 8 gare al Falcone Borsellino. Vince la Nissa nella 17ª giornata di campionato per 3-0. Via al racconto della sfida con il primo gol della Nissa, arrivato dopo solo 6 minuti quando Provenzano pennella per Rotulo che di prima pesca in area di rigore Alagna. Il 9 nisseno è bravo a girarsi e a battere Branduani da 2 passi. Riapprezziamo il gol al nostro replay. All'11° da un errore di Lucca la Nissa riparte e crea una buona occasione. Rotulo salta Fernandez e poi illumina centralmente da Terranova. Il suo tiro viene sporcato ma poi arriva sulla testa di Alagna che cerca nuovamente Terranova. Branduani allontana in qualche modo sul tentativo di rovesciata del 17. Al 19° arriva una reazione dei rossazzurri. Di Maria lancia verso Youngling. La retroguardia difensiva della Nissa rischia tantissimo con Boulaia che prova ad incrociare ma non trova la via del gol per un bel intervento di Castelnuovo. E ancora al 36° da un lancio di Di Maria è ancora protagonista Boulaia che trova un buon corridoio per involarsi verso la porta ma tira altissimo e si dispera. Al 41° la Nissa trova la rete del raddoppio, Alagna difende palla, poi scarica da Bruno che crossa al centro, raccoglie tutto solo Terranova che con questo 1-2 aereo trova un bel gol, battuto Branduani che rimane impassibile e nel primo minuto di recupero i biancoscudati calano il tris, ripartenza perfetta guidata da Marco Palermo che allarga da Alagna che restituisce palla al centrocampista ex Catania che con un colpo di testa ravvicinato fa 3-0. La ripresa accade davvero poco, al 3° minuto ci prova dalla distanza Rotulo ma trova Branduani che risponde con i piedi. Al 10° il Paternò ha una buona occasione, Boulaia trova spazio in mezzo a 3 uomini, allarga da Ferrandino, cross respinto che diventa buono per Di Stefano vicino al gol. Con questo tiro ci arriva Castelbuono e la difesa allontana nel finale da cross di Golfo. Arriva così Boulaia con il pallone che termina al lato di poco. Al triplice fischio tanta delusione, tanta rabbia dei tifosi rossazzurri e Mascara si dimette da tecnico del Paternò. Ricordo ancora lo scetticismo di giugno e di luglio su questa rosa che oggi invece si è dimostrata all'altezza della categoria e sta facendo un campionato strepitoso, quindi sicuramente un 2025 fantastico. Nelle 17 partite dove l'Atletic Palermo è sceso in campo io penso che non ci sono state partite dove l'Atletic abbia meritato la sconfitta, non ci sono state partite dove l'Atletic si sia mai arreso, quindi a detta di molti addetti ai lavori questa squadra sviluppa un buon gioco, è propositiva, poi è normale che in alcune circostanze siamo mancati un po' di esperienza, ma una squadra così giovane, una squadra così votata all'attacco, al pressing offensivo, ce lo potevamo aspettare, quindi sicuramente siamo felici di questi 29 punti e resta fisso nella nostra mente l'obiettivo salvezza da raggiungere il prima possibile. Ma la scelta di mister Ferraro insieme al direttore Perinetti è stata una scelta oculata, il mister
ci ha convinto subito, e poi è normale che la sua grande bravura è stata dare seguito alle parole dette a giugno ai fatti. Lui lavora sul singolo per migliorare il gruppo e io penso che dall'inizio dell'anno a oggi non ci sia un calciatore che non sia stato migliorato, quindi sicuramente merito al mister, allo staff e al grande lavoro che è stato fatto. Per noi oggi, a prescindere dal risultato che sono i 29 punti, guardiamo al risultato personale di ogni calciatore, dal primo all'ultimo. Hanno avuto una crescita personale importante, quindi oggi il lavoro del mister per noi è stato fondamentale. Ma l'augurio del 2026 sia quello di continuare così, continuare a giocare così bene, continuare a fare il risultato e magari, perché no, l'obiettivo di questa società è quello di poter vedere qualche nostro calciatore nei prossimi anni in palcoscenici più importanti, quindi noi ci auguriamo che i tanti giovani sul quale stiamo puntando possano avere la possibilità di arrivare nei professionisti, e se sono passati all'Atletico ognuno di noi gli ha dato un pezzettino per farceli arrivare, sicuramente questa è una vittoria di tutti. Io ovunque mi trovi a parlare, oltre il Palermo che è la fede di tutti noi, che è la squadra per cui tutti noi tifiamo, c'è anche quell'Atletico Palermo che porta sempre il nome di una città e si sta facendo valere in giro per i campi siciliani e italiani. Merry Christmas! Beh, io credo che il primo tempo dal punto di vista del risultato è stato negativo, perché errori singoli ci hanno messo nelle condizioni di dover diciamo, recuperare in un campo infame così. Il secondo tempo ho visto ancora una squadra, ho sistemato, forse si è visto qualcosina e ho visto una grande reazione della squadra, che per me questo momento, al di là dell'aspetto tecnico, era soprattutto capire che motivazioni hanno, che gruppo è, e io credo che la reazione ha dimostrato che questo è un gruppo sano, un gruppo di uomini che hanno voglia di uscire fuori da questa situazione, e insieme mi auguro che, anzi sono molto convinto che ce la faremo, perché questo gruppo, ripeto, è un gruppo di uomini veramente con la U maiuscola, sono orgoglioso di poter essere il loro condottiero e gli dico solo che da adesso bisogna capire che abbiamo tutte le possibilità per poter dare soddisfazioni sia alla società, a noi stessi, ma io oggi, guardando il Tupparello in questo modo, conoscendo chi è Acireale, avrei veramente voluto qualcosa di diverso. Mi auguro che i risultati possano portare un po' di serenità e un po' di entusiasmo attorno alla squadra. La mia intenzione è quella di venire qua, dare il contributo, ripeto, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista caratteriale alla squadra. Per quanto riguarda il resto, vorrei e mi augurerei che insieme ai risultati potessero arrivare anche quelle persone che io credo che nel calcio il giocatore ha bisogno, chiunque fa parte di questo mondo, senza tifosi non c'è divertimento, quindi posso tranquillamente dire che in una partita del genere, con una spinta come i tifosi della Cireale sanno fare, io sono convinto che oggi può darsi che una palla sarebbe entrata solo con la spinta e con l'urlo, perché Acireale è Acireale, però ripeto, non voglio entrare minimamente in dettagli o in situazioni che si sono verificate o che esistano. Io mi voglio stare un po' fuori, voglio stare all'interno dello spogliatoio e lavorare con la squadra. Noi abbiamo cominciato la partita molto bene, ricordo che Falù ha avuto un'occasionissima dopo 1 minuto, 2 minuti se non erro, che poteva sicuramente cambiare l'inerzia della gara. Questo non è avvenuto, mentre loro alla prima vera possibilità data da un errore che ci può stare, ripeto, nel calcio, l'hanno sfruttato, e quando tu arrivi a subire la seconda rete dopo un giro di 5 minuti, 10 minuti,
In una situazione del genere io sfido chiunque a poter avere una serenità e una tranquillità quando hai già subito l'esonero, hai subito situazioni da 3-4 mesi a questa parte, quindi devo fare l'elogio ai ragazzi perché hanno creduto che è quello che ho detto sempre, la partita finisce quando l'arbitro fischia. Se noi ci mettiamo questo nella nostra mentalità di non lasciare il campo neanche un secondo, potremmo anche perdere la gara, però sicuramente entreremo nello spogliatoio e dobbiamo farlo dopo aver dato sempre tutto e non avere mai rammarico. Merry Christmas and a Happy New Year! Sotto una pioggia battente e nel silenzio dello stadio Vincenzo Presti, il Gela chiude con una sconfitta interna il 2025. La Gelbison vince 2-0 grazie ad una partita accorta e impeccabile tatticamente. Brutto il Gela visto oggi pomeriggio, incapace di testare una trama di gioco e rendersi pericoloso. Pomeriggio triste in uno stadio vuoto per l'imposizione del prefetto e i tifosi costretti ad assistere alla partita davanti ad un maxi schermo. Scelte obbligate per il tecnico Misiti che rispetto alla gara di Vibo Valencia cambia soltanto Sbuttoni con Petta, mentre Tuccio parte dalla panchina, Aperi ancora titolare. La cronaca si parte dopo 9 minuti con il primo squillo del Gela con Gigante lanciato da Maltese, Corriere si salva in calcio d'angolo. Al 25esimo ci prova Aperi con un diagonale sinistro, ancora il portiere Campano che si salva sul corner. Al 26esimo pericolosa la Gelbison con Gonzalez che esplode il destro, su cui però è attento Minos. Al 33esimo il portiere del Gela non blocca un facile pallone in uscita e dalla distanza Urquiza non centra lo specchio della porta. Al 37esimo sull'ennesimo contropiede della Gelbison, Russo approfitta del rimbalzo veloce del pallone e impegna ancora Minus con i pugni. Gioca bene la Gelbison, al 45esimo il cross teso di Russo trova l'incornata di Diabate che finisce alta. Nel secondo tempo ci si aspetta una reazione del Gela e invece continua a premere la formazione ospite. Al primo però ci prova Maltese dal limite, Corriere spinge male e sul tap-in Bakoko è in fuorigioco. Al nono ancora Maltese, para a terra il portiere ospite. Al 26esimo la Gelbison trova il gol del vantaggio, segna proprio lui, l'ex Tanassi Kosovan, che raccoglie una sponda del compagno di squadra Cascio e poi va a esultare davanti alla propria panchina. La reazione del Gela è nulla, malgrado gli ingressi in campo dei vari Tuccio, l'ex Teio, poi nel finale anche Di Bollino non produce nessun tiro pericoloso e proprio mentre l'arbitro sta per fischiare la fine della partita, Fernandez trova anche il gol del 2-0 che chiude una brutta partita del Gela e la terza vittoria consecutiva della Gelbison. E dopo il campionato di Serie D, adesso è la volta del campionato di eccellenza. Partiamo subito con il girone A. Domenica 21 si è svolta l'ultima giornata del girone d'andata. Diamo subito uno sguardo ai risultati. Questa invece è la classifica conclusiva proprio del girone d'andata.
2 settimane fa ci trovavamo a 9 punti, oggi ti ritrovi a meno 4, però oggi voglio fare complimenti ai miei giocatori perché hanno veramente dato tutto. Sono soddisfatto dell'approccio, di come abbiamo iniziato a giocare, perché all'inizio l'avevamo preparato in una maniera, dopo un quarto d'ora ci siamo resi conto che il campo era diventato impraticabile e abbiamo cambiato modo di stare in campo e di giocare. E sono contentissimo, orgoglioso di quello che hanno fatto, perché in un campo del genere è più facile che ti difendi che cercare di manovrare. Noi, nonostante le condizioni avverse e il campo non in condizioni perfette, abbiamo cercato comunque di cercare la manovra e di andare alla conclusione. Nel secondo tempo abbiamo sfiorato più di una volta il gol del doppio vantaggio e mi fa ben sperare per il futuro, perché è una squadra con le palle quadrate, perché non ha mollato un centimetro e sono soddisfatto di questo e di tutti, veramente contento. Merry Christmas! E dopo il girone A del campionato di eccellenza è la volta adesso del girone B. Anche qui si è giocata la 15ª giornata, subito la schermata dei risultati. Diamo uno sguardo anche alla classifica finale di questo girone d'andata. Il Modica fa il regalo di Natale più atteso dai suoi tifosi. Sotto l'albero, Babbo Raciti e i suoi aiutanti regalano la 12ª vittoria consecutiva e il +6 sulla sua prima inseguitrice Lavola. Floro Valenza, vero e proprio uomo ovunque, pennella una punizione dalla sinistra per Savasta, che di prima la rimette al centro, dove Brugaletta è il più letto di tutti ad arrivare e depositare in porta. Modica 1, Mazzarrone 0, primo gol per il difensore. Al 12° arriva il momento di Luca Savasta, fin qui protagonista di una prova generosa ma sfortunata. Da bomber di razza il suo movimento in aria, tiro di sinistro e palla che passa sotto il corpo di Panfili. 7ª gioia in campionato per Savasta. Partita in ghiaccio che al 21° cross di Prestia, stacco del solito Cosendei che per la prima volta si fa vedere in aria. La palla si insacca alle spalle di Romano e partita riaperta. Non ci sono più emozioni fino alla fine. Il Modica, dopo aver staccato il biglietto per la finale di Coppa Italia, si laurea campione d'inverno e si regala un dolcissimo Natale. Con le immagini del campionato di eccellenza noi ci fermiamo qui. Per quel che riguarda l'appuntamento con Penalty, lo spazio è per domani, sempre sul canale 19 di TVM Palermo, a partire dalle ore 21. Grazie per essere stati con noi e buona vigilia a tutti voi.